Adesso do la parola a Dino Lazzarotto, Confcooperative, provincia di Venezia. Volevo anche ringraziare le delegazioni locali delle associazioni, artigiani, commercianti, mondo del turismo, albergatori, ho visto, e altri, scusate se mi sfuggono, ecco, per la partecipazione, una giornata tra l'altro piovosa, un orario abbastanza difficile, quindi grazie di nuovo per essere presenti. Anch'io ringrazio Lucio, spero che ci siano altre occasioni di discutere serenamente come stiamo facendo stamattina. Io mi permetto soltanto due battute per non ripetere cose che sono già state dette, anche perché il Ministro è a conoscenza dell'elenco avvertenziale che ogni giorno le viene sottoposto da parte delle categorie. Io faccio solo 2 o 3 proposte e spero che non siano considerate demagogiche. Prima di tutto abbiamo una grande occasione, Ministro, di fare e recuperare quel concetto di concertazione che è stato abbandonato da molti anni. Ma la concertazione e certi studi anche sul mercato del lavoro, guardi, io ho fatto 30 anni sindacalista, mi sono arrivati pacchi di carte così interpretativi sulla legge Fornero. Non è possibile, perché è impossibile anche per un addetto ai lavori interpretare una cosa di questo genere. Quindi abbiamo spaventato i datori di lavoro quando assumono una sola persona. Quindi una proposta che faccio, recuperare la concertazione e probabilmente certe commissioni tecniche, lasciamo stare i professori universitari e chiamiamo gli artigiani, i contadini e i lavoratori, qualche volta i sindacati, che probabilmente per fare delle proposte di modifica su come si gestisce una fabbrica forse sono più esperti. Solo questo e grazie.